Ragazzi, sono stata 2 anni per trovare la posizione giusta per fare il make-up, cioè così mettermi e truccarmi. Non l'ho mai trovata, adesso ho trovato una posizione che mi piace, mi aggrada, vedi? Sono attimi, quello è l'attimo fuggente, l'attimo di genio in cui c'è quella concomitanza di intenti, vedi? 2 anni per aspettare quest'attimo, ho trovato una luce. Fatemi ricordare che quando devo truccarmi, devo fare il make up, devo mettere la luce alla mia sinistra alta, a meno che, perché i prossimi video, le prossime esibizioni saranno, penso, a Capodanno, sì, non ho ancora studiato cosa fare, perché i biscotti ne abbiamo, ne abbiamo. Abbiamo di ogni tipo, quindi so che i miei amici hanno comprato il libro, è una silloge di poesie. Passiamo al lato serio. Io ho questo lato esibizionista, un po' perché non uso Tinder, quindi capirete, tutta questa mia foga deriva anche da un processo di remissione dei desideri, stando io sempre da sola e, sì, e avendo io degli standard alti, molto alti, cioè i modelli, quindi non guardo assolutamente gli uomini normali, li guardavo quando ero ragazza, li guardavo. Il mio ultimo uomo, il mio ultimo fidanzato, tempo addietro, era un ragazzo normale. Adesso io non li guardo nemmeno, non mi rendo nemmeno conto che esistono gli uomini normali. Che cosa devo dirvi? L'altra volta parlavo con lui del processo che ho avuto del cambio di transformation of my taste, la trasformazione dei miei gusti, quindi anche la poesia ha comunque assorbito questo cambiamento della mia personalità, quindi adesso non lo so perché, mi è spuntato un giorno un ragazzo che mi ha guardato. Questa era l'inizio della storia, vuole che io dica l'inizio della storia. Benissimo, l'inizio della storia è stato puramente questo, che io non ho mai guardato i modelli, per carità, mai guardato gli uomini belli, mai, 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 perché credevo che quel mondo mi fosse precluso, e ancora lo credo, perché io mi immagino sempre l'alta professionalità, essendo io molto perfezionista, quindi avendo io studiato per esempio molto della critica, della poesia e poi messomi a parlare, perlomeno pensavo che anche nella moda, nel fashion, cioè le modelle dovevano essere tutte 1,80, adesso mi linceranno, però io avevo quell'idea della modella 1,80 con gli standard da modella, quindi io non ho mai considerato proprio il mondo della moda, quindi figuriamoci i modelli, non li ho mai guardati, mai mai guardati i modelli. Poi è capitato che ho incontrato questo ragazzo che ha iniziato a farmi sentire guardata. Questa cosa mi ha modificato perché io mi sono detta, cioè, ma è normale, ma sta fingendo, ma cosa? Non ho ancora capito il suo intento, probabilmente lui ha quell'aspetto più tenero, nascosto dentro se stesso, quindi per questo aspetto lui mi ha guardata, lui alle volte mi guarda, va benissimo. Da che lui mi ha guardata è cambiato tutto il mio mondo, quindi adesso, ma veramente la cosa è sensibile, perché io pure se prendo il treno e vedo degli uomini medi, cioè li considero proprio, se vedo un modello lo guardo, cosa che prima non avrei mai fatto. 6-7 anni fa non avrei mai guardato un modello, adesso guardo i modelli, ho degli standard altissimi, quindi mi sto a casa, le feste, tutto mi sto a casa perché comunque, cioè, concretamente non userei mai Tinder, non farei mai questo sito di incontri, quindi sono una poetessa, quindi la mia vita continuerà così, sublimando, sublimando fino a quando non troverò un uomo all'altezza dei miei standard che mi piace, che mi piace. Questo è un aspetto della vita. C'è un altro aspetto della vita per cui io ho questa c'è una relazione, ho questa relazione con questo uomo, ragazzo uomo, perché ha l'età per farsi una famiglia, ci sono tanti ragazzi giovani che hanno fatto famiglie giovani, non è detto che devono essere tutti vecchi a 40 anni, vecchi, se si può dire vecchi a 40 anni. Quindi sì, c'è questa relazione di questo ragazzo, però questo libro non è iniziato da questa relazione, ha avuto una genesi
diversa, quindi era nato, l'ho detto spesso, più come un'impronta saggistica, quindi c'erano altri tipi di poesie che probabilmente confluiranno in un'altra raccolta, cioè questa Avvenire Re dei Mesini, che devo ancora improntare perché non ho avuto il tempo. Ad ogni modo, sì, comunque questo libro ha una genesi lunga, è partito da dopo che io avevo scritto Nelle sue braccia, dove io appunto descrivevo Asciano, dove vivo, le Crete Senesi, Siena, e c'erano delle tentazioni, delle proiezioni, c'era tutto quello che è comunque la materia poetica, quello che siamo, no? Quindi il particolare dall'universale, un po' questo metodo induttivo della poesia. E questa raccolta è in parte incentrata su il Cantico dei Cantici, quindi c'è una rilettura del Cantico dei Cantici. Ho avuto questo lampo di genio di fare questa rilettura che hanno fatto praticamente tutti, tra i mistici e i poeti, è una rilettura che hanno fatto in molti, quindi io mi metto tra i molti, l'ho sempre detto, però ci sono diverse sezioni, c'è anche una sezione chiamata Scritte da lui per me. Sono delle poesie che ha scritto lui, questo ragazzo con cui io adesso ho una relazione, ragazzo uomo, marito, amante, fratello e padre e tutto, e lui le ha scritte lui. Però poi se io lo vado a domandare si nega, le ha scritte lui tramite me. Quindi il suo io, il suo cerchio, il suo io, no? Il suo io. Le ha scritte lui tramite me. Però quando sta nervoso perché è lunatico, nega assolutamente di averle scritte lui queste poesie. Chiaramente la poesia rimanda a un aspetto aggraziato, cioè aggraziato non nel senso carino, ma pieno di grazia, rimanda a un aspetto, uno stato di grazia delle nostre presenze, rimanda chiaramente ai massimi sistemi, rimanda a delle questioni che sono veramente diverse dalle questioni estetiche che mio malgrado eh, possono veramente essere puerili, ridursi veramente a poco, perché usare il corpo e lavorare col corpo ti dà poche ore per lavorare col cervello. Io ho lavorato col cervello per tanti anni, tanti, avendo coltivato solo il cervello per diversi anni. Adesso che mi sto concentrando anche un po' sul corpo, mi rendo conto che il corpo chiede attenzioni. Quindi io per esempio adesso non vado in palestra, ma faccio 2 workout al giorno di un'ora, cioè io dedico 3 ore tra doccia e altro al corpo, solo al corpo, senza considerare le creme per il viso, le creme, cioè il corpo vuole attenzioni, levando quelle 3 ore alla lettura, 3 ore che puoi fare alla scrittura, non considerando quando vai a lavorare, quindi il corpo chiede delle ore che io sto dedicando adesso al corpo, però in passato io non consideravo per niente il corpo, ero totalmente immersa nella scrittura, nella critica, e ho scritto tante recensioni. Adesso non ho il tempo di scrivere le 2 recensioni che penso che farò agli inizi di gennaio su quei festival a cui sono andata di jazz. Alla fine le uniche cose che ho potuto fare per mancanza di tempo, non mi posso muovere, non sono andata al museo a Montepulciano per mancanza di tempo, non sono andata a Siena per mancanza di tempo, mancanza di tempo. E sì, prima la scrittura per me era una priorità perché non avevo altro, adesso la priorità è curarmi perché sì, badare a me stessa, curarmi perché curare la mente e il corpo perché io intendo avere un figlio che è la mia più grande ambizione, l'ho sempre detto e questo è sempre il preambolo della lettura delle poesie e andiamo avanti.